Baldini, quando vuoi cominciamo? Sì, con calma. È lunedì, per cui dobbiamo prenderci i nostri tempi. Ce la prendiamo comoda, calma. Un attimo che io devo parlare con testa armata, se no gli do una testata io. Sì. Tutto quello che dovevo ricordare. Scusate, questo state sentendo come ci si prepara prima del programma. Sì, manca il breviario. Esatto. Allora, vai avanti con la musica ancora. Vai. Bravo. Stiamo arrivando. Appena arriva testa armata facciamo. Partiamo. La colpa è di testa armata. Dimentica. Viva la radio, se ci sono quei due, viva la radio, ma se c'è il due, viva la radio, viva Radio 2. Buongiorno Baldini! Buongiorno Fiore! Che bello rivederti! Sì, che bello! Cremonesi, anche tu Buongiorno, ci sei? ci Che sono. bello avervi qua. Ancora i tuoi genitori sono qua. Sì. L'hanno presa lunga. Il loro piccolo capolavoro. Il bonsai. Il bonsai dell'intrattenimento, esatto, il grande pianista, il altro che Allevi e Bollani, ragazzi, questo è veramente forte. Allora, vuoi fare la tua entrée? Hai già preparato qualcosa? Certo. Allora vai. Cos'era questo? Questo era Indiana Jones. Indiana Jones, ma dai, Una specie di Indiana Jones. Tra l'altro Berlusconi le vuole far ristampare, ha detto, già che ci siete, ristampatele con la X sul mio esatto. con le schede elettorali. Non ne parliamo più, Basta. mettiamoci una croce sopra. Ecco, basta. Ok, Così basta. Non ne parliamo più. Parleremo oggi d'altro, avremo ospiti, 2 donne oggi sono Vai, ospiti, finalmente. Oh. Siamo sempre pieni di venditti, di uomini dappertutto. uomini finalmente, ovunque, donne. di Lolli, Califano, abbiamo proprio uomini. Che Nerboruti. Finalmente scusa, 2 donne. Che donne. Cosa? No, dicevo, facevo degli apprezzamenti io. A chi? Non ci sono tanto adesso. No, arriveranno. Sì. Allora, chi arriverà? Arriverà Elisabetta Cassi. Mica Cotica ha successo veramente in tutta Europa, in tutto vero. il mondo. Pensate, non è stata presa a Sanremo. Aspetta, ma poi la cosa bella è detto, tu lo sai, io ho il pacemaker e non posso usare l'anestesia. Allora, io non lo so. Cosa è successo? La notizia, eccola qua, è uscita una ADN. Un'ansia, una ADN, sì. Sì, la dichiarazione di Baudo dice avevo un nervo scoperto. Sì. Il nervo ha dichiarato sì è vero, mi ha scoperto lui. Baudo. Non lo vogliono più, No, vabbè, ci mancherebbe, dai, uno che si fa festini che fa quei sadonazzi. Esatto, Sadonazzi, hai visto? Lui che sculacciava la Paola. Sì, con le svastiche. E lui continua a dire perché cosa c'è di male? Cosa vuoi che sia? C'è di male? Vabbè. Senti, allora, poi altro? salutiamo una delegazione di Radio Centro Suono Sport che è qua. Tanto volevo salutare, vediamo se lo trovo, riesco a trovare. Infatti non c'è quello che volevo salutare. Va bene, io dove testa armata cercavo? Ciao. Va bene, era così. No, volevo salutare perché sono stato a Piazza Navona sabato. No? Sì. Con la bimba da solo. Il papallo e allora papallo e il cavallo. Il vetturino, ma che te prega Fiore, salutami. Allora il vetturino si chiama Adolfo e il cavallo si chiama Riccardo. Tu hai il il di dietro del cavallo davanti alla faccia, capito? Per cui io ho bello grosso. Ho detto, ma sto cavallo come mangia? Tutto a posto? Vale, mesh. Ti fa le mesh. Senti, allora cominciamo subito per festeggiare la Ferrari. Noi abbiamo una canzone molto bella col suono originale della Ferrari. Fallo partire in sottofondo, abbassa il volume. Ecco, questa è la Ferrari vera, sentite ora. E qui c'è da cantare Massa, son tanto felice. Eccoli, si parte. We win by 1 point. Fantastic job. Absolutely fantastic. Fantastic. Excellent job. Excellent. Fantastic. Super. Yeah. Fantastic. Thank you. Quelli come i Beatles. Eccolo. We win by 1 point. We win by 1 point. Absolutely perfect. Unbelievable. Well done. Well done. It's been an absolute pleasure. It's been an absolute pleasure. Ok, grazie alla Ferrari. Grazie, Giuliano Ferrara.
mentre si faceva la barba, attenzione, è stato contestato dalla sua immagine di esprimere le sue idee, voglio dire, sto povero Ferrari, prima con le palle, ti ricordi? Uscì con la cosa, voleva pubblicare la foto dei suoi testicoli su tutti i giornali, che era fortissima, avrei pagato oro per avere la foto ti giuro me la sarei messa, sai dove? Sul cruscotto della. Allora stanno per arrivare i nostri ospiti, Elisabetta Canalis, questa ragazza, cui tutte le ragazzine si ispirano si sono ispirate e si ispirano. Io feci a Sassari e si vedeva la Canalis in prima fila, schiacciata sulla transenna che faceva Vianella. Ah sì, vabbè. A pepini e giacche gialle. Ti giuro, andavo a comprare al supermercato. Senta, buonasera, mi dà 100 etti, 100 grammi. 100 etti? Che è una tribù? Un bue intero ti davano. 100 etti. Ma scusate ragazzi, purtroppo sono quasi influenzato. Ho sbagliato effetto. Senti, vogliamo sapere i programmi di stasera? Cosa? Vogliamo sapere i programmi di stasera? Li vuoi sapere ora? Sì, dai. Sappiamoli. La signorina, buonasera, eccola. Buonasera. Buonasera. Signorina, non mastichi la gomma perché non sta Devo male. leggere i programmi? Come deve leggere i programmi? Ma che oggi? Ma che raccontiamo le barzellette? Certo che deve leggere i programmi. Che scusi. palle! Ma che palle? Mezzo busto. E c'è? Non ho le gambe. Ah, ho capito. Senta, neanche il cervello, legga per favore, grazie. E su Italia 1 alle 21:10. Sì. Andrà in onda il film La mommia. Ah, bello il film. Chissà perché. Adesso mi viene in mente proprio lei. Non faccia la spiritosa, signorina, vada avanti. Legga la prima serata. Tra poco. Prima serata. Su Canale 5 c'è Uomini e donne. Sì. Mi piacerebbe tanto fare la tronista. Ma chi se ne frega, scusi? Lei conosce qualcuno su Canale 5? Ma no, ma legga Rai 1, dai. Su Animal Planet. Alle 22 Distretto Animali. Sì. L'uccello cacatua delle Molucche. Ma per favore, Rai 1, le Molucche. E Alessio Boni, che per essere Boni è Boni. Lo terrei nudo sul comodino di camera mia. Ma per favore, dai, finiamola che me. Vai ragazzi. Allora, ecco, sempre di Piazza Navona, darò la tua email perché è veramente forte, fa dei quadri meravigliosi. claudio.meli@email.it. Andate a vedere. Allora sta per arrivare anche Cristina Donà, che tra l'altro avrà l'onore lei di duettare con Paolo Fava, questo è un nostro jazzista che voglio venire apposta a duettare con Paolo Fava, perché è veramente un grande Fava, forte, veramente forte. Siamo in par condicio. Dobbiamo stare attenti. Buongiorno, sono io. Non le dico chi sono ovviamente perché siamo in par condicio. Ecco, bravo, facciamo così, non lo dica. Ma lei è anche avversario? Non faccia né nomi né cognomi. Ma certo che no, siamo in par condicio, non si fa, se no si va fuori dalle regole. Bravo. Domino moderato del nord, del mio avversario, che in questo momento sarà in qualche mensa per i poveri a moltiplicare. Walter Veltroni, non ho nessun rispetto per le figure sacre, anzi, io... Walter Veltroni, se lo segni, sono un bestemmiatore. No, non esageri adesso. Bestemmio. No. Io adesso, Walter Veltroni, bestemmio in diretta. Arco e bestemmio. Cos'è? Non dica altre cose. Cologno maiala. No, per favore. È una vergogna. Io... le ballerine. Olè. Bassa, fammela bassa, così la faccio alla Mario Biondi, la faccio. Così, Come viene? Ok, andava bene questo. Mai più mai più della vita, non la farò mai. Mai più, no, perché c'ho l'influenza, anzi mi preparo già in Rochefin appena arrivo a casa. Anche tu Rochefin e Ciclad. No, Clacid, al contrario. È Clacid. Abbiamo notizie? Un film che si intitola Voce del Verbo Amore, con Pasotti e Stefania Rocca. E perché ne parli? Perché la colonna sonora in quel film, nei titoli di coda, pensa c'è un duetto tra me e Giorgia, con una canzone invece di Ornella Vanoni e Geppi. Geppi, ti ricordi più? Sì. Arrangiata da Maestro Camonesi. La sentiamo ragazzi? Everybody get down! Super Classifica Show. Oggi c'è più di me, più di noi.
fatto, ce l'ho proprio, so tutti, cantano bene, Sì, sono bravi. Te lo dico, guarda, quelli eliminati da X Factor potrebbero fare Sanremo e vincere. Non torno in piazza col mio bel karaoke? Infatti. Tra un po' mi faccio ricrescere il codone e parto. Vieni con me, mi fai la guardia del corpo. Quello. Sì, quello che sta là. Poi chiamiamo pure la Canali, se la piazziamo lì aggrappata alla transenna. Sì. Quando poi glielo chiediamo. Legherei con microfoni, amici. La stanza prove di Amici. Eccoci. Dove c'è Marco Carta. Questo ragazzo della Sardegna, carta, come dice il proverbio, carta canta. Lui canta, quindi, infatti. Ma lui è in lotta con la grazia di Michele. Sì, che è la sua insegnante. Sentiamo. Sono questo giovane Virgulto Sardo. Allora, quando te lo vedi arrivare, balla così come sei, non mi sembrava possibile. Maria! Ecco, ora si lamenta. Iurma! Guarda! Che io non sono scadente! Hai ragione, sei scaduta ma da anni oramai. Grazie di Michele. Sono tra le più brave e valgo! Valgo, tu hai l'alluce Valgo. Sei gradente nell'anima e nel corpo. Allora, e ridi pure, ma cosa ridi? Grazie di Michele, non ridere da Hai il uomo. bottulino pure sulle gengive. Maria! Del cuore hai l'elenco telefonico di Sassari. Iurman, Maria, aiutatemi, grazie Michele, hai le palpebre cadenti. Guarda lì, la scimprodetta. Ti odio, sandara de suffemo. Brutta scimpa, roghettonte corruda. E corruda, Maria! Che è uno simpatico. Attenzione, Veltroni attacca Berlusconi. Ancora. Che è successo? Ha detto avrò la sua età nel 2026. Veltroni è un dilettante. Io avevo l'età di Berlusconi nel 70. I patè Special Dog sono garantiti da Monge. Dal 1963 lo specialista italiano nel pet food. Elisabetta! Bella. Ah, quello che facevo, cos'era? Che accento Era ha? l'accento di Cagliari, vedo che regna l'armonia, ad Amici. Vedi, sì, regna. Come stai Elisabetta? Sto bene, voi come state? No, non ci bene, vedi, siamo anziani, ma ci sono. Appunto per questo che ve lo chiedo. Appunto, bravo. A vedere Elisabetta Canals con Siani. Allora, Simpatico, Alessandro, Siani. sì, molto Avete simpatico. fatto il film di vacanze voi insieme, di Sì, tra Natale? l'altro, sì, quello Natale a New York, e lui dall'11 aprile in tutte le sale. Allora sappi che qui ci andremo tutti. Davvero? Tutti, io ho già prenotato pure mia figlia di 1 anno. Io sono con te, io sono solo che felice, vi vero. aspetto, è una commedia molto carina, divertente. Ma ti piace di più fare cinema o TV? Beh, io al cinema non Domanda. posso fare di più, insomma. Senti, ma Quindi noi- per adesso va bene così, televisione, quando mi capita una parte carina anche cinema. Hai visto quanto è magra? Dai, ma non è vero. Figlio depravato. Che ne può sapere quello del push-up? Scusi, Ma che ne sai tu vendi patè per cani, mo adesso parli di push-up. Ci sono Ma anche... arriva anche in macchia, però ovviamente per l'inquadratura secondo me era più bello. però era più bello, io arrivavo con i capelli svolazzanti. Sì, col tramonto col dietro. tramonto dietro. Sembra uscito da Da zucchero, era meraviglioso, il giallo, Però mi code. sono divertita, mi ricordo che una delle ospiti era Fiorella Pierobon. Allora quello era il super karaoke, certo, perché c'erano i VIP, c'erano i VIP che arrivava il cantavano. traghetto direttamente. Sì, ma io non me lo ricordavo sta cosa del... No, è stato molto carino però. Senti, poi noi sappiamo, ci siamo un po' informati su di te, sulle cose che fai, sulle particolarità. Hai fatto 10 anni di equitazione. Ma dai, Anch'io. L'hai mai scommesso su? Anch'io per 10 anni equitazione. Davvero? Ho contribuito. No, facevo dressage e salto ostacoli, monta inglese. Dressage? Dressage. Dressage, Sì. quale sarebbe il dressage? Sono i lavori in piano, per l'assetto, che Monta poi ti servono inglese. anche... No, la monta ci sono inglese diverse... non fa battuta. Io la scommessa italiana. No, ognuno vabbè, ha le sono sue. diversi tipi di... C'è da scoprire chi dei due è il cavallo. però, insomma. Lo sappiamo chi è il cavallo. È una bella lotta. quella. Sì, è una bella lotta lì. È contenta questa cosa, Perché Beta mandi- Monica. No, vabbè, su Wikipedia ci abbiamo qualsiasi cosa. Cosa? C'è. Non è c'è. vero. vai alla Quelli voce lo fanno Rutto pure su esce la tua internet. foto, Sì, davvero. ma tipo No, quando viene... no, in silenzio, aspettiamo. Fai il sottofondo. Cremonesi, sottofondo Rutto. Attenzione, Ero io. No, tra amici. Attenzione, silenzio. No. Sì, dai, Elisabetta, ce la fai. Aspetta. Dai. No, c'è gente che si è fermata in macchina Sì. prima di entrare in galleria per sentire. Code al Frejus.
Code al freggiuto, perché sai, una donna dà sempre l'immagine di essere fine, sofisticata, la bellezza. No, invece... dai, facciamo, credetemi sulla parola, perché e te sulla parola lo vogliamo. Ma non ci. Ma magari mentre parla gliene E allora viene facciamo uno. così. Sì. Allora, avete inibito. visto che si parla di cantanti, di canzoni, in questo periodo programmi a base di canzoni, c'è tutto un certo modo di cantare, no? Un po' sapore di mare. È un quarto d'ora di... ok. Il primo in Italia a fiorire, così a fare le fioriture nelle canzoni, è stato un grande che oggi purtroppo non c'è più. E tante volte i cantanti si ricordano solo ad anniversari, così. Invece è bello ricordare, soprattutto parlando di Alex Baroni, e oggi vogliamo dedicargli il tempo di una canzone. Il tempo di una canzone e che la sua voce echeggi ancora nelle vostre auto, nelle vostre case. Alex Baroni con un capolavoro, Cambiare. Ti nasconderai e quanto anche di me farei per restare libero, cambiare. Dentro gli occhi miei, ma io non guarderò, io dovrò cambiare. Combatterò con le mie notti bianche. Combatterò, devo ricominciare, inventerò fino alla fine di te, per diventare libero, cambiare, cambiare. Grande Alex. Alex Baroni! Che voce, ragazzi, e sì. questa non finirà mai, rimarrà sempre. Grazie. No, sono Ilaria e sono un'avvocatessa e Alessandro invece è un agente immobiliare e, diciamo che sono quasi due storie, diciamo, perché comunque Ilaria parte all'inizio del film appunto sta con una persona. Non ero io. Ma neanche Ha detto che questo era un è dilettante. un ruggito? No. No, Quello è Fiorello, non è Luigi, no. No, quello è Bozzi, se Ah, proprio Bozzi? dobbiamo dire. Ciccio Bozzi. Signora Bozzi, sua madre, Sì. professoressa di storia L'ha fatto italiana. studiare tanti l'ha fatto anni studiare per fare queste cose alla radio. Complimenti. No, dice, no, stava a fine di vi incontrate mentre tu guardi Adesso una ci casa. incontriamo, io una bambina Di già. che comunque no, la bambina non loda questa persona con cui sto, alla fine per tutta una serie di motivi che non sto qui a raccontare perché Certo, si perde il gusto del film. il film. Qualche bacetto ce lo diamo. Vedi, qualche bacetto c'è. E poi appunto succede quello che succede. Bello, ci ha spiegato. Noi siamo qui per questo, Sì, ok? esatto. Sentiamo, eccolo. Ciao, Marco. Ciao, Come uomo. stai? Di sai Per lussuria nuda capisci il concetto di par condicio? No, non lo so. Ah, no. No. A proposito, sai perché dopo il libro... Allora sta per arrivare Cristina Donà, Cremonesi, sei pronto? io sempre. Perché Non guarda, facciamo quando- figuracce, Da quando sa che deve venire Cristina Donà, da quando lo sa, che viene la Donà e non sta più lì Nei pesi. sta vera una cantante seria, diciamo tra certo, virgolette. La vedo anche Elio Cipri, noto discografico, veramente a ingoiare. E con noi Cristina Donà. Ciao a tutti.
Cristina Donati, presento Elisabetta Canali, radiofonicamente. Allora, Cristina Donati, devo dire. Ah sì, no, è la Canali, Io posso entrare quando voglio. Sì, lei siamo in attesa di questo round. Io ho una canzone che si chiama Universo, dove starebbe benissimo secondo me, perché rutto? sai il Big Bang. Certo. dove è nato tutto. No, inizia a scrivere di getto canzoni proprie, vero? Li scrivi di getto così come ti vengono, track, senza pensare 5 anni per fare un disco. No, sto scherzando. Scrivo di getto, cerco di prendere sempre appunti anche adesso, che registrerò con Elisabetta. Diciamo, il tuo ultimo album è Piccola Faccia. Sì. Cremonese, sembra scritto per te. Piccolo Cristina, così. Cristina, canti da seduta o vai? Ma se sto tipo così va bene. Così va benissimo. Va bene, che è? Allora, ti fidi? Ti fidi di Cremonesi? Mi fido di Cremonesi, un po' meno di lei in questo momento. Lei fa un disco con Rocky Roberts. Stasera mi rutto. E su questa me ne vado. Perché è arrivato il proprietario del rutto, Ciccio Bozzi. Eccolo qua, è lui l'originale. Siamo pronti? Universo, Cristina Donà. Verso di un codice stellare che morire non può. Origine che danza e ci porta al di là del tempo, sino a ritornare sulle labbra, anche se tutto è diverso. C'è stellare che mentire non può, cadono nel vuoto in un momento, miliardi di segnali che accendono, tornare sulle labbra, l'incanto è lo stesso, perché niente è cambiato, anche se tutto è diverso. Viva Radio 2, c'è Cristina Donà! Miliardi di segnali dentro una vertigine che danza e ci porta al di là del tempo, sino a ritornare sulle labbra. L'incanto è lo stesso e tu sai. Che classe, ragazzi, che classe! Che classe! Oh, brava Cristina! Grazie. Noi siamo contenti di avere Cristina Donà perché insomma Ce le diamo un perché po'. noi siamo sì, nazional esatto. popolari, Sì, capito? Lei un po' meno, invece secondo me non andiamo più in là noi dei ragazzi italiani. ho visto, spariscono, sono Che è sparite. successo? Quella di Celentano che ha fatto pace con eccolo qua, Celentano fa pace con la Moratti, sapete? La copertina del suo prossimo CD sarà stampata sulla facciata del Duomo. Ma quante ne diciamo? Ma quante? No, non era Prince, scusa, di Terence Trendalvi. Sign Your Name. Che oggi Terence Trendalvi si fa chiamare Sananda Matreu. Mancuso, Anche solo per cambio chiedere, nome. mi dà l'ultimo disco di Sananda non ti riesce? Matreu. Esatto. Senti, però occupiamoci di calcio. dai, visto che Scusa c'è Elisabetta, Elisabetta. tu col calcio sei papà ciccia, stai Beh sì, ogni domenica insomma. se ne fa. interista, lei dopo. Purtroppo. Interista, Hai fatto controcampo. niente? Disintossicarti? Vabbè, qua a Roma mi dice sono interista, mi mangiano viva. Io No, vivo qua. Lui figurati. vive qui? C'è gente come Califano che dello sport, pagina 17. Sentiamo, dai. Leggi la Gazzetta dello Sport, pagina 17. E non ce l'ho qui, dimmi tu, dai. Le
la luce, la condotta poi è ineccepibile. Baldini, scusa. Ineccepibile che cos'è? Una cosa buona? Sì, vuol dire che sei stato bravo, va bene. No, mi era venuto il dubbio. Che già era partito. Devo avvisare uno dei miei cugini. Sì. Guarda, senti, non c'è bisogno che vai da questo giornalista che mandi a rigargli la macchina. No, tutto a posto, è una cosa... Del Livorno Spinelli ha protestato duramente per l'arbitraggio. Ecco. Traduzione sarebbe? Non lo so neanche io. Così, era un'espressione. La musica mi è venuta così, no, ma quello chissà che cosa ha visto. Secondo me Spinelli è il soprannome. Speri di essere convocato per gli europei? No, tu no? Io no, è Donatoni che deve sperare che io ci sia. Per vincere? No, per rivedere la... Tengo 600 calendari della canale. Sì, grazie. Uno per giorno. Uno per... 362. Ha fatto apposta. 65, Antonio. Quando è un anno? 365. Quest'anno si duetta con Paolo Fava che ancora deve arrivare. Sì. Il jazz che cammina. Sì. Prego. Vai, prego. Pubblicità. Anche quando sono solo, io lo so che non sono solo. Anche quando sono che non sono solo. Anche quando sono solo. L'11 aprile arriva Radio 2. Eccoci, l'11 aprile c'è Giovanotti con noi, Cristina Donà, Giorgi dei Negramaro, mi bravo. ha fatto un regalone Che immenso. fa lui? Ci fa un po'? Facciamo un duetto su una mia canzone che si chiama Settembre. Eccolo qua! Eccolo qua, guardate, lo faccio vedere al pubblico e voi a casa ve lo faccio sentire. Dai. Ecco questo è il CD di Cristina Donà, bellissimo, è bello, molto... Fatto io disegni, Fatto te il disegnino? Bello. Guarda, Cremo, lo vuoi? Elisabetta, mi raccomando. Non so se tu ascolti jazz. Dovete battere le dita e non le mani. Sta arrivando. Lui, mi raccomando, signori, visto che la nostra ospite fa musica raffinata, non poteva mancare il maestro Paolo Fava. Applauso del maestro. Mismo che sottolinea la fragilità della condizione umana in questa valle di lacrime che è la vita. E cioè? Buongiorno, un paio di valle. Farisei, non conoscevate Cristina perché le vostre orecchie non vanno più l'alle delle lollipop. Ok, va bene. Certamente la conosco, ho fatto un disco con la Donà Cristina, lei cantava, io ovviamente jazzeggiavo con la tromba, suonavo la tromba. Dunque lei, maestro Fava, ha fatto tanto, non è che di i migliori. miei assoli migliorano il pezzo. Cristina, scusa, cosa canteremo? Cosa canterai? Ma io ho pensato il vostro, prego. dimenticavo questo particolare appeal, posso dirlo? Internazionale? Va bene. Accetto. Una canzone dei Bee Gees, che lo so, volevo dire una canzone... Mi piacciono i Bee Gees perché non hanno neanche un'era. Giusto, Bee Gees. Ecco, Cristina Donà e Paolo Fava, numero proprio d'eccezione. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna summer breeze keep me warm in your love and your soft lean. I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down. And it's me you need to show. How deep is your throne? No, era la tromba di Fiorelli. Basta, non lo farà mai più. È vero che tu hai fatto un film con gli americani? Sono stato chiamato e mi ricordo andai a questa riunione con questo grandissimo produttore. Produttore, ve la racconto così com'era. Mia moglie era vicino a me, questo produttore famosissimo mi dice così: Fiorello, Barona. Faccio, mia moglie, ma che devo fare? Devi scopare. Con tua moglie. Così proprio. Ma come, in che senso? Certo, tutto scopare sempre. Ma mi sa che non sono adatto di questo tipo di... Non ti vedevi in quel ruolo? No, dai, non sentivi nelle tue corde. Tu te la sei... No, ma a me non era stata richiesta questa. Ah no, che parte fai nel Decamerone? Una suora. Quello però... quello mi diceva. Lei conosco, ma mi sta molto simpatico. Senti Cristina, grazie per aver duettato con Paolo Fava. Cantano.
posso credere, basta, chiudete l'audio. Devo dire che Michael, il nostro sassofono, dire yes we can, capite? Sì, lo dice lui, il yes we can. Allora siamo quasi in chiusura, ma prima parliamo, Carla Elisabetta, ancora di cinema. Con un attore giovane, dovresti conoscere. Cristina, tu segui il cinema italiano ogni tanto? Assolutamente sì. Vai a vedere il film della società. Tu insegni che io sia una merdina, vero? Chiedimi come sento, ogni giorno quando mi sveglio, chiedimi come sto. Mio fratello è stato un bravo fratello. Da bambino mi ha sempre fatto giocare tanto. Fatto giocare, ricordo ore passate al parco, con lui che gettava lontano i bastoncini di legno e io correvo a riportargli indietro. Ho addentato decine e decine di pezzi di legno. Per questo dove mi è venuta la zeppola. Bel gioco, bravo, bellissimo. Senti, cambiamo argomento che è meglio. Vai ancora dallo psicologo? Certo, l'appuntamento tra un'ora. Ci vado che sono ossessionato, esce sempre scamarcio, lo capisci? E solo in quel momento vedo in faccia il regista e sai chi è? Beh, me lo immagino, tuo fratello? No. Ammazza. No, ho capito, è venuto, è contento di essere qua con noi. Ecco, e tornerà presto a trovarci. Quasi. Che c'è? Siamo in chiusura, Gli ragazzi. spostati ci sono? Spostati? Sì, ciao. Due donne ci abbiamo oggi. Cristina Donati, un po' di ritmo. Un po' di sud. Grande sud. Grande sud. Allora, noi vi cederemo la linea quando poi guardano l'ospite e gli fanno sempre la stessa domanda. Vieni in bagno con noi, non ci andare. Non è niente di pratiche sessuali. No, altre pratiche. Ma stai attento a loro. Se ti chiedono c'hai una cartina, non è quella geografica. È stato preziosissimo la tua dritta, la terrò presente. Anche in altre occasioni la terrò presente. Lo facciamo tarantolare. Va bene. Okay. Quando cantai con Pezzali al Festival Italiano, ci fu un tentativo di Mediaset di fare concorrenza a Sanremo e fece una puntata sola del Festival. Ora a Mike Bongiorno gli sembrava strano che gli 883, per lui è un numero così numeroso, 883 è uno da solo, quindi era strano. Certo. E allora gli spiegavano: no, ma sai, perché gli 883 sono in due, però per questa volta ne viene uno solo. Max Pezzali canta con Fiorello. La presentazione di Mike Bongiorno fu ecco ora una canzone, si intitola Come mai cantano Fiorello e l'883 L'883 fu meraviglioso. Bene, chiudiamo. È l'originale questo, chiudiamo con questo? Chiudiamo con questo. Ragazzi, cantiamolo tutti insieme, everybody! Le notti non finiscono, all'alba nella via, ma che bello, Le porto insieme a casa mia, me ricordo più. Ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere. No, Vasco, vedi, sente cantare. Basta, chiudiamo qua. Basta. Ciao.